Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Sono molte le notizie di cronaca che abbiamo da darvi in questa edizione, che però si apre con un'ampia pagina dedicata al maltempo e allerta arancione su tutta la regione del Veneto per la giornata di oggi e per quella di domani. C'è ovviamente molta apprensione in tutta la regione per la pioggia che da questa mattina ha cominciato a scendere copiosa. Al momento solo alcune zone del Rodigino, del Trevigiano e delle aree più limitrofe alle Dolomiti non si sono rilevate precipitazioni, altrove ci sono accumuli secondo quanto fornito proprio poco fa dalla Protezione Civile. Per il momento dicevamo accumuli non superiori a 10 mm, con alcune zone con 20-40 mm. Sul Padovano con punte a Faedo e Teolo, nel Veneziano con punte di 36 mm al Cavallino, 45 a Bibione, quindi particolarmente intense le precipitazioni nella zona del litorale. Poi ancora una volta nel Vicentino con Recoaro, Agno e il rifugio La Guardia sopra Recoaro, dove si è registrato al momento il record attuale. 51 mm non sono tantissimi, ma purtroppo l'allerta è destinata a protrarsi per tutta la giornata di oggi e anche quella di domani. La quota neve è al di sopra dei 2000 metri, quindi diciamo si affievolisce anche la speranza che la bassa temperatura possa trasformare in neve le precipitazioni almeno in quota, in modo da ridurre l'apporto di acqua che dalle montagne scende in pianura. Precipitazioni estese dunque da nord a sud, con eccezione per il Bellunese, rovesci anche abbastanza forti sulla pianura e sulle prealpi. Per quanto riguarda il livello dei fiumi, ci aggiorna la Protezione Civile, si sono verificati già dalle prime precipitazioni della scorsa notte innalzamenti contenuti dei livelli dei corsi d'acqua dei bacini idrografici secondari nelle sezioni dell'Agno di Recoaro e Ponte Brogliano, dove i livelli sono attualmente superiori al primo, ma in calo. Le previsioni, dicevamo, purtroppo sono di precipitazioni estese, frequenti anche con rovesci sulla pianura, dove sono attesi i maggiori accumuli. Per le prossime ore la quota neve dovrebbe leggermente scendere, a lambire i 2000 metri e comunque le precipitazioni soprattutto nella zona della pianura e in quelle prealpine sono attese anche con rovesci consistenti. Incrementi ovviamente previsti per i livelli della rete idrografica minore regionale. Al momento non si registrano significativi effetti al suolo, con allagamenti quindi in varie zone della nostra regione, però purtroppo l'allerta è massima. Ovviamente la regione Veneto e tanti comuni hanno aperto i COC proprio perché si teme che la situazione possa peggiorare nelle prossime ore. E vedo che ora abbiamo in collegamento da Castelfranco il nostro Christian Arboit con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Castelfranco, una delle zone diciamo attenzionate proprio perché l'esondazione della Venale ha già portato sott'acqua la città per ben tre volte nei mesi scorsi, e quindi ovviamente la preoccupazione dei cittadini è massima. A te Christian, buongiorno.
Sì, Marta, buongiorno da via Regina Cornaro a Castelfranco, dove è appena arrivato anche il sindaco Stefano Marcon, che gentilmente sta tenendo l'ombrello alla nostra Nicoletta Rizzetto, perché è l'ennesima giornata bagnata e di preoccupazione qui a Castelfranco, non solo a Castelfranco in realtà. Qui con me c'è Michele Zannol, che è un tecnico di ARPAV, che sta eseguendo con un collega delle misurazioni. Siamo appunto sulla Venale. E quindi come state procedendo, Zannol? Buongiorno a tutti. Noi utilizziamo un barchino che ha della sensoristica che ci consente di fare le misurazioni delle portate. Se vedete lì, quel sensore lì ci consente di fare una scansione del fondo. Quindi questo sensore ce lo può indicare? Questa parte qui della barca è un sensore che consente di fare un rilievo del fondale, contemporaneamente prende delle velocità, e il software che viene elaborato dal collega tramite il computer, che adesso è riparato sotto l'ombrello, restituisce le portate che passano all'istante, insomma. Possiamo vedere anche questo computerino. Ecco come funziona, quindi i dati vengono trasmessi. Si collega via Bluetooth con il sensore e compaiono questi valori. In questo momento non si vedono i dati perché lo strumento deve essere esatto. Solo calo e proviamo a vedere se riusciamo. Quindi facciamo in diretta, caliamo questo strumento in acqua e avremo in tempo reale il dato della Venale. Ecco, Sindaco Marcon, chiaramente chiedo scusa a casa perché il collegamento non è facile. Insomma, a Venale ancora una volta osservato speciale. Sì, diciamo che ad oggi non abbiamo criticità in questo momento. Le previsioni ci dicono che dovremo avere dai 20 ai 40 mm e quindi se queste si realizzeranno concrete e sostenibili non dovremo avere problemi. Certo che permane il bollettino arancione per l'idrogeologica e quindi il COC è aperto, stiamo monitorando e vigilando e contestualmente anche assumendo nuovi dati che consentiranno nella realizzazione oppure nella rivisitazione del sistema della Venale alcuni nuovi dati che consentono di le difese che dobbiamo mettere in pista. Sindaco, cosa perché è un'allerta lunga proseguire di domani? Difficile visto quello che abbiamo vissuto, no? Perché ricordo sempre che eravamo in allerta gialla quando siamo stati alluvionati e quindi è difficile fare delle previsioni. Ribadisco che se rimane così come sta andando adesso, anche dovessero essere prolungate le precipitazioni, ma con questi numeri il sistema dovrebbe tenere. Ecco, questo è importante, quindi diciamo se l'intensità non è troppo forte il sistema dovrebbe tenere, nonostante canali, fossi e quant'altro siano ancora imbevuti dal maltempo della scorsa settimana. Sì, c'è da dire che alcune manutenzioni sono già state fatte, alcuni accorgimenti che limitano i danni. Qui, se volete vedere, ad esempio è stata messa una valvola di non ritorno, quel scarico lì, quindi alzarsi la Venale, lì l'acqua non torna indietro e quindi si stanno facendo questi lavori che aiuterebbero in linea teorica a limitare i danni. Allora Marta, tra l'altro siamo in contatto anche con altri sindaci della Marca Trevigiana, questa mattina ho sentito Renzo Cararetto, Casier, Stefania Golisciani, per quanto riguarda invece Casale sul sito, vari comuni che hanno il in questo caso parliamo del Sile. Allora riavviciniamoci per un attimo, Sindaco, ai tecnici di ARPAV che stanno eseguendo queste misurazioni. Quindi state facendo un riavvio che insomma non è facile neanche per loro operare, ma insomma lo strumento adesso è in acqua. Dobbiamo con
con questa antennina qui lo strumento e vediamo se ci comincia a trasmettere dei dati, almeno della posizione dov'è, perché poi noi dobbiamo fare dei transetti 4 volte, almeno 6-7 volte o 6-8 volte andata e ritorno, e poi il software fa la media dei valori rilevati e ci restituisce una portata che passa a una certa ora e un certo giorno. Quindi andrete avanti per tutta la giornata? No, una misura di solito in 3/4 d'ora, mezz'ora riusciamo a farla. Il problema è che a volte ci sono problemi di connessione, quindi bisogna un po' riavviare il sistema o scollegare, togliere le batterie, insomma fare delle manovre per riuscire a ristabilire il contatto tra PC e sensori. Senta, una battuta velocissima, se posso chiederle, Zanolla. L'Avenale ha delle specificità, è un fiume che può crescere notevolmente in poco tempo. Ma ha una reattività a fenomeni magari localizzati, perché il sindaco lo sa bene, se a monte sono dei temporali intensi, il Muson e l'Avenale rispondono abbastanza rapidamente. Mi sembra che i colleghi che hanno controllato i valori di questa notte ci sia stato un piccolo picco di piena. Zanolla, può un attimo. Un piccolo picco di piena, adesso è ricalato. Il problema, come diceva il sindaco, che l'allerta avrà il suo clou nelle prossime ore, quindi ci sarà da tenere d'occhio, ma c'è la sala operativa del centro funzionale regionale che è aperta H24 e lì stanno monitorando la situazione. Allora, grazie davvero Zanolla, grazie sindaco, lei resta con noi ancora un attimo. Posso? Sì. È arrivato anche Marta, non so se hai un minuto, ma mi sembrava interessante anche introdurre questo elemento, il dottor Mirko Casteller, perché ci sono anche dei risvolti psicologici, si parla di psicosi alluvione, qui a Castelfranco in particolare, dopo un'estate che è stata segnata da eventi tutto sommato estremi, e lei vede questo? Io vedo recentemente un'ottima gestione poi anche della situazione, e quello che si è visto è stata una divisione a metà di Castelfranco Veneto, la parte diversa da questa parte qui che non soffre assolutamente di fobie e di ansie, però qui c'è una popolazione lungo questa via qui che ha sofferto di tensioni importanti, più per le beni materiali più che per la vita, cioè il rischio vita non c'è mai stato, però rischiare di avere la perdita delle macchine, rischiare di avere delle perdite di beni strumentali a loro, questo l'ha creato una forte ansia da parte loro, sì. Un'ansia che ritorna quando piove, appena comincia a piovere. Sì, ritorna, anche se ripeto, recentemente in queste ultime giornate non si sono più viste situazioni così limite nella via principale, sembra essere stata trovata una soluzione tecnica. La fobia se rimane, sì, la fobia rimane indipendentemente dall'intervento tecnico per un po', per qualche mese, poi viene superata. Ecco, la fobia si supera con interventi sul territorio e ovviamente poi insomma che sia complesso è complesso, questo è innegabile. Certo, sì, però c'è da dire sì che per esempio anche l'intervento di ARPAB qui oggi attesta che gli enti sovraordinati stanno facendo squadra per superare il problema effettivo, no? E quindi quello dell'alluvione, ma questo lavoro di squadra a mio modo di vedere aiuta anche a superare quella paura che è rimasta oggi appunto in queste famiglie che vivono sull'asta dell'Avenale, nel sentire e nel vedere che alcuni interventi si stanno facendo e che vi sono le istituzioni a fianco rispetto ad un problema che oggi il cambiamento climatico dà a tutti i territori, perché noi vediamo qui Castelfranco oggi, da presidente di provincia io so che questo tipo di problema ce l'hanno anche in altri comuni che hanno patito le alluvioni, no? E quindi è giustificata questa paura, bisogna intervenire, lo stiamo facendo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, cercando anche di bypassare il più possibile le stringenti norme e la burocrazia che limita nel tempo, cioè limita la risposta in arco temporale. Sì, la burocrazia provoca fobia. Che provoca fobia sono i danni una volta, due, tre, quando si ripete, cioè
chi è andato sott'acqua una volta e ha rimesso a posto e dopo è andato sott'acqua un'altra volta, è giusto, è giustificata questa paura e anche quel senso un po' di rabbia, no? Oggi però i cittadini noi vorremmo far capire che stiamo lavorando per essere al loro fianco. Ecco, abbiamo i dati in diretta della Venale. Venga con noi, dottore, resti con noi. Abbiamo i dati in diretta, che cosa ci dicono questi dati? Al momento la misura non possiamo fornirla perché dobbiamo fare i primi passaggi. Adesso lo avviamo e vedrete il tracciato di che cosa succede. Quanto ci vorrà più o meno? 10 secondi. Allora Marta, se hai tempo, dato in diretta dalla Venale, che come sapete ha dato diversi problemi questi mesi, quindi possiamo dare il dato in diretta anche alla popolazione di Castelfranco, delle frazioni limitrofe, mentre sulla città del Giorgione, ma non solo sulla città del Giorgione, continua a piovere, ma è una pioggia sostenibile, è una pioggia tutto sommato sostenibile, un'intensità che possiamo definire nella norma, questa sì. Ribadisco 20-40 mm fino a 60, fino a 70 mm nell'arco di 3 ore, anche dovesse esserci un'intensità che dura 3 ore, si sostiene. Quando aumenta questa precipitazione allora cominciano le preoccupazioni. Oggi, come vediamo, insomma, è una pioggia che non avessimo patito le alluvioni non desterebbe alcun tipo di preoccupazione. Ecco, i dati stanno caricando, vediamo se riusciamo a... Allora, vediamo un attimo, altrimenti ci ricolleghiamo fra poco, Marta, per dare il dato. Che dice? Ci ricolleghiamo fra poco per dare il dato. Guardi, adesso stiamo facendo il transetto, ovvero il passaggio da una sponda all'altra e niente, adesso quando fermerò quando arriva dall'altra parte avremo il primo dato, diciamo. Allora, dopodiché va ripetuto diverse volte. Dopodiché andrà ripetuto diverse volte. Facciamo così, Marta, noi da qui non ci muoviamo, quindi abbiamo anche altre voci poi da farvi sentire, ci ricolleghiamo fra poco da Castelfranco anche per dare la situazione della Marca. Con Nicoletta Rizzetto, ringrazio per il momento i tecnici ARPAV, il sindaco Marcon, Mirko Casteller, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, a te e a Nicoletta Rizzetto per questo collegamento dalla Marca trevigiana. Torniamo sull'altopiano di Asiago, andiamo a Gallio dove la comunità è sotto shock dopo l'esplosione della villetta in seguito ad una fuga di gas probabilmente provocata da dei lavori che erano in corso sulla sede stradale. Ovviamente la popolazione, il paese intero chieda venga chiarito esattamente che cosa è accaduto, oltre a esserci naturalmente sconcerto e grande dolore per la perdita del medico che è morto nella sua villetta esplosa appunto a seguito di questa fuga di gas. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Gallio dove c'è per noi Monica Smiderle con la collaborazione tecnica di Renzo Rigona. A te Monica, buongiorno. Sì, buongiorno a te Marta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Chiedo al collega Renzo Rigon di stringere su ciò che resta della villetta, della casa della famiglia Rossato, casa che è esplosa lunedì pomeriggio intorno alle 17 dopo la fuga di gas durante le operazioni di scavo che si stavano compiendo lungo la strada provinciale. Con me c'è Giorgio Tagliaro che è consigliere comunale con delega al patrimonio, che questa mattina è delegato dal sindaco per seguire un po' le operazioni anche dal punto di vista tecnico, operazioni di ripristino sia delle condotte del gas e dunque dell'erogazione del gas metano alle 1200 utenze che da lunedì sono senza gas, ma anche per il ripristino della via
viabilità. Ricordo, Marta, che la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo, le ipotesi di reato sono disastro e omicidio colposi. Naturalmente è un paese ancora sotto shock, un paese che cerca e vuole risposte. Allora, Tagliaro, come stanno andando sia dal punto di vista tecnico le operazioni di ripristino e il paese come sta reagendo a quanto accaduto lunedì? Sì, salve a tutti. Il paese ha reagito fin da subito con forza, sebbene sotto shock, così come la famiglia, per l'accaduto inaspettato. Da subito si sono attivati tutti i paesani con spirito di cooperazione per essere vicini al dolore della famiglia, che ha perso tanto, per non dire tutto, quasi tutto, e con il proprio sostegno. Anche le amministrazioni stanno facendo la loro parte e ci uniamo dunque a quello che è il sentimento del paese di solidarietà. Voi siete in contatto con la famiglia in queste ore? Sì, siamo in contatto fin da subito per offrire alla famiglia tutti gli strumenti necessari per essere presenti non solo come amministrazioni ma proprio come comunità. Vedete il nastro che delimita l'area che attualmente è sottoposta a sequestro penale. Chiedo anche al collega se è possibile inquadrare il macchinario che stava tagliando l'asfalto per il passaggio di linee elettriche. Naturalmente il macchinario è sotto sequestro, si attendono le indagini da parte della Procura per fare chiarezza. Nel frattempo piove anche qui ad Asiago, ma il maltempo non ferma i lavori di ripristino. Sono tantissimi i tecnici di Italgas che sono all'opera da lunedì per individuare la rottura prima, cercare di ripararla, e non è stato semplice la riparazione e il ripristino dell'erogazione del gas nelle 1200 utenze, perché interessati sono anche i comuni di Foggia, la parte verso Enego. Esatto, fin da subito con Italgas ci siamo coordinati per provvedere al ripristino della tubatura, la saldatura. Da ieri sera è stata gradualmente messa in pressione anche la condotta principale, perché va appunto a fornire una parte di Gaglio con la frazione di Stoccareddo, la frazione di Sasso di Asiago e anche i comuni di Foggia ed Enego. Già da stamattina c'è stato un lavoro anche nelle cabine da parte di Italgas di distribuzione e sono iniziate le prime forniture alle utenze domestiche. Quindi si sta risolvendo in queste ore la situazione? Sì, si sta procedendo bene, contiamo già per la serata di oggi, ma come termine massimo sabato a mezzogiorno, di ripristinare tutte le utenze escluse. Tagliaro, ci sono ancora delle famiglie che sono fuori casa, no? Il consiglio era di lasciare le abitazioni, non c'è stata un'ordinanza formale di sgombero, ma insomma nelle case vicine a quella della famiglia Rossato non c'è ancora nessuno. Sì, esatto, da subito si è delimitato l'area per motivi di sicurezza. Si è consigliato a 3 nuclei familiari di lasciare, in accordo con i vigili del fuoco e Italgas, le abitazioni, consiglio accettato. Adesso la situazione è rientrata e presto verrà anche la fornitura, per cui le famiglie potranno rientrare nella propria abitazione. C'è un problema anche di viabilità, perché la strada provinciale dove è avvenuta la rottura della condotta del gas e il successivo incendio ed esplosione della casa della famiglia Rossato attualmente è chiusa, ovviamente. Sì. Ed è un paese letteralmente diviso a metà, una strada provinciale importante. Esatto, è un'arteria importante perché collega Gaglio con la parte del Bassanese e da subito è stata interrotta. Ci siamo già attivati con gli enti competenti con viabilità per la riapertura e già da domani credo si possa istituire un senso unico alternato in modo da dare sbocco a questa arteria. Ringraziamo anche tutti gli utenti, i cittadini, i lavoratori che hanno dovuto, anche per motivi di lavoro e tutto, seguire un tragitto maggiore.
Marta, naturalmente il paese di Gaglio, come si diceva, cerca risposte a quello che è accaduto lunedì. Sarà l'inchiesta della Procura a chiarire le dinamiche dell'incidente. Nel frattempo è un paese che si è rimboccato le maniche, che sta cercando insomma di tornare alla normalità. Resta però lo sconforto effettivamente per quanto accaduto. Sì, questo è un grande dolore che come comunità proviamo e ci uniamo a quello della famiglia con la solidarietà e la vicinanza. E molte persone fin da subito si sono adoperate in qualunque modo possibile, sia nelle fasi di emergenza che adesso come sostegno anche alla famiglia, per essere vicini. Ecco, e questo è un segnale forte che vogliamo dare in un momento di dolore. Io ringrazio il consigliere Giorgio Tagliaro e restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Sminderle per questo collegamento con la cronaca. Ora andiamo nel Padovano, a San Martino di Lupari, perché è grave lo studente di 13 anni che è stato investito mentre andava a scuola da una moto. Appunto, è accaduto a San Martino di Lupari ed è l'ennesimo incidente che coinvolge uno studente in provincia di Padova. A San Martino di Lupari per noi sono andati Chiara Gaiani con Andrea Benetti. A 13 anni il ragazzo che sta lottando per la sua vita in ospedale a Padova, in bicicletta in questa mattina piovosissima, stava andando a scuola attraversando la strada, la regionale 53 Postumia, quando è stato investito da una moto. L'incidente è accaduto proprio qui dove ci troviamo con il collega Andrea Benetti. Mancavano pochi minuti alle 8, non si è sentito un rumore. Alcuni testimoni hanno sentito un striscio sull'asfalto, la moto che probabilmente sbandava il bambino in bicicletta rimasto a terra. Usciva dalla strada che vedete alle mie spalle, via Sant'Antonio, ed era diretto, attraversata la statale, verso la locale scuola media che si trova davvero a pochi centinaia di metri di distanza dal posto dove ci troviamo. I soccorsi sono stati immediati, la strada è andata in tilt, questa è la regionale che collega Treviso a Vicenza, si sono formate colonne lunghissime. Qui oltre a 2 ambulanze è arrivato anche l'elicottero del SUEM che è atterrato a poca distanza dal luogo dell'incidente e ha trasportato il bambino in ospedale a Padova. Una notizia che ovviamente continueremo ad aggiornare, soprattutto sperando che nella provincia di Padova, dove proprio oggi nel pomeriggio si darà l'ultimo saluto a un'altra studentessa morta andando a scuola il 21 settembre, era stato l'incidente, davvero una provincia di Padova funestata da episodi gravissimi che hanno coinvolto tutti giovanissimi. Ed oggi pomeriggio a Campodarsego l'addio alla studentessa Sofia Gambato, morta a 17 anni dopo essere stata investita da un'auto mentre andava a scuola. Proclamato il lutto cittadino a Campodarsego oggi nel giorno dell'addio a Sofia Gambato, la 17enne studentessa del liceo artistico Selvatico, morta giovedì scorso 5 giorni dopo essere stata investita in via Belzoni a Padova mentre attraversava la strada per entrare a scuola. Oggi alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta si celebrano i funerali, un giorno di dolore non solo per i familiari della giovane Sofia ma per l'intera comunità di Campodarsego. Per questo il sindaco Walter Gallo ha deciso di proclamare il lutto cittadino. Per tutta la giornata la bandiera esposta fuori dalla sede comunale sarà mezz'asta e listata a lutto. L'ordinanza dispone anche la chiusura di tutti gli esercizi commerciali di via Roma, via Antoniana, via Caltana e adiacenti antistanti piazza Europa, con l'abbassamento delle serrande dalle 15 alle 17. Il sindaco, il giorno della notizia della morte di Sofia Gambato, aveva anche annullato la festa dello sport in programma per il weekend appena trascorso.
A poche settimane dalla decisione di concederle i domiciliari in attesa del verdetto della Cassazione sono state rese note le motivazioni della sentenza d'appello che aveva condannato Valentina Boscaro a 20 anni di carcere per l'omicidio di Mattia Caruso, il fidanzato. Sentiamo. Bugiarda, spietata e violenta è il profilo di Valentina Boscaro tratteggiato nelle quasi 60 pagine di motivazione della sentenza di secondo grado che la condannano a 20 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata al cuore il fidanzato Mattia Caruso il 25 settembre del 2022. Un omicidio frutto di un rapporto malato, quello emerso dall'analisi di tutti i messaggi dai toni violenti e sprezzanti che si mandava la coppia. L'SMS che riassume i tenori delle parole che si rivolgevano ai due amanti è quello mandato da Valentina Boscaro a Mattia Caruso nel luglio del 2022, 2 mesi prima del delitto. Va a finire che ti pianto un coltello, tu amarmi non sai neanche cos'è. In aula, durante il processo, la 33enne racconta di aver abortito dopo essere stata stuprata da Mattia. Per i consulenti l'interruzione di gravidanza c'è stata effettivamente, ma non è stato confermato lo stupro. Sei la mia palestra sessuale dove sfogo le mie fantasie, per il resto sei da buttare, scriveva ancora la Boscaro a Caruso in un crescendo di insulti reciproci con il partner. In attesa del verdetto finale della Cassazione, Valentina Boscaro dal 13 settembre si trova di nuovo ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo un periodo di carcere trascorso a Montorio, a Verona. Ha tentato disperatamente di difendersi Vincenza Saracino, la donna uccisa lo scorso luglio alle porte di Treviso, sulle braccia di Nasato, l'uomo che è stato arrestato in Venezuela perché sospettato di essere il killer. C'erano dei graffi, lo hanno riferito ai carabinieri i cugini del 32enne italo-venezuelano. Ha provato a sottrarsi dalla furia omicida del suo assassino. 10 minuti di terrore vissuti dalla donna in quel casolare dove era entrata assieme al killer. Lei, quando è stata trovata ormai priva di vita, aveva un'unghia spezzata, forse il tentativo disperato di schivare i colpi, prima ferita con dei pugni in faccia e poi finita con 5 fendenti tra il collo ed il viso. E sono stati proprio i parenti del presunto assassino, Luigi Nasato, a raccontare ai carabinieri che il 32enne era tornato a casa quella notte con diversi graffi sulle braccia. Rimangono quelle immagini che oggi sono ancora più inquietanti di Vincenza che cammina assieme a Nasato, entrambi in bicicletta. Insieme entrano nel cortile del casolare, lei ignara della trappola mortale che l'attendeva. Poi da quel posto esce solo lui, in sella alla sua bici. La 2 ruote della vittima rimane lì poco distante dal corpo, così come fu trovata anche la borsetta della donna. La bici di Nasato è stata poi sequestrata dai militari dell'Arma qualche giorno dopo, quando, grazie alle telecamere, il 32enne è stato identificato. Poi le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri che hanno ricostruito passo per passo il percorso non solo della donna, ma anche quello di Nasato. Come in un film dell'orrore, i due parlano tranquillamente, l'uomo con un pretesto convince la donna a seguirlo e poi la follia omicida. Quando e se l'uomo dovesse tornare in Italia su richiesta di estradizione delle autorità italiane, sarà comparato il DNA dell'uomo con le tracce trovate sulla bici di Vincenza recuperata dagli investigatori, nascosta in una siepe. Quella sera, dopo il delitto, Nasato è tornato a Vedelago a casa di alcuni cugini ignari di quanto accaduto. Il giorno seguente ha preso l'aereo, il biglietto gliel'aveva acquistato la famiglia ed è proprio dai genitori che è tornato per una decina di giorni prima di sbarcare in Venezuela, dove è rimasto fino al suo arresto. Ora si trova in stato di fermo in un carcere del paese sudamericano. L'uomo è accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi, ma non è escluso che possa essere contestata anche la premeditazione. Nasato rischia l'ergastolo. Restiamo in provincia di Treviso con l'omicidio-suicidio dei coniugi a Tarso. L'autopsia conferma la dinamica della tragedia. Ora si attende la data dei funerali. 2 colpi hanno raggiunto Cesira Bianchette, il primo diretto al torace, al cuore della donna, il secondo quello mortale alla testa. È morta così l'82enne freddata a letto mentre probabilmente stava ancora dormendo. Poi 2 spari ancora, un proiettile, forse a causa dello stato di shock dell'89enne, è andato a vuoto. Poi, arma in mano, si è sparato in testa uccidendosi all'istante. L'esito dell'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto ha sostanzialmente confermato la tragedia avvenuta nella casa Colmaggiore
Maggiore di Sopra nel comune di Tarzo. Nessun esame tossicologico è stato effettuato. Ora si attende il nulla osta della procura per la restituzione delle salme ai familiari. Subito dopo potranno essere celebrati i funerali di Cesira Bianchette e del marito Giancarlo Gaio. A trovare i due anziani privi di vita, lei a letto e lui a terra con l'arma in mano, il genero che era andato a prendere l'89enne che doveva effettuare un piccolo intervento chirurgico. Un dramma che si è consumato nella disperazione per la perdita 4 anni prima della figlia Dorotea e poi i problemi di salute, non gravi ma tali da far scattare nella mente di Giancarlo l'idea che non c'erano più speranze. Ad aggravare la situazione all'interno delle mura domestiche anche l'accaduta qualche giorno prima della tragedia della moglie che si era procurata alcune lesioni. I carabinieri hanno trovato in casa un biglietto con il quale chiedevano scuse e poi davano indicazioni sulle loro ultime volontà. In paese li ricordano tutti come due persone tranquille, da sempre insieme, si erano conosciuti proprio nel paesino e si erano sposati. Una coppia come tante, ma soprattutto negli ultimi tempi stava affrontando le difficoltà dell'età e del fisico, ma quello che più pesava era la tragedia immensa per la morte della loro unica figlia. E torniamo a parlare del maltempo. Abbiamo detto e abbiamo visto in apertura la situazione nella Castellana, ma in tutto il Veneto l'allerta è massima. La Protezione Civile ha aperto la sala regionale di Marghera per monitorare l'intera situazione in questi 2 giorni di allerta arancione per rischio idrogeologico in tutta la regione. Ed ora andiamo a Longare. Siamo in provincia di Vicenza dove 10 giorni fa le piogge intense hanno provocato diverse frane. Il comune ha nuovamente aperto il COC per monitorare la situazione vista la fragilità del territorio. Vediamo con Luisa Bertini e la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Sentiamo l'intervista al sindaco di Longare, Matteo Zennaro. Situazione maltempo che preoccupa soprattutto nei territori della Riviera Berica. Siamo a Longare che 10 giorni fa è stata colpita dalle forti piogge, numerose le frane, tanti giorni anche per il ripristino della viabilità. Siamo in compagnia con il sindaco che al momento il COC resta aperto e c'è un monitoraggio della situazione. Qual è la situazione? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. In questo momento qua la situazione è monitorata. La Protezione Civile è fuori con i mezzi di controllo e di monitoraggio perché stiamo attendendo l'evoluzione nelle prossime ore. In questo momento la situazione è tutto sommato tranquilla, attendiamo le prossime ore, comunque siamo pronti con tutti i mezzi di intervento in caso di necessità. Quello che preoccupa è la fragilità del terreno che appunto con tutte le frane che ci sono state è ancora inzuppato. Assolutamente, quello che è il rischio in questo momento vero è il tema appunto idrogeologico, quindi tutto il versante collinare ci spaventa, ci preoccupa e quindi il monitoraggio e il controllo è concentrato in questo momento in quella fascia particolare, quindi attendiamo, vediamo adesso lo sviluppo, però ripeto, dai sondaggi e dai monitoraggi che abbiamo eseguito nelle scorse ore la situazione comunque, ci tengo a precisare, è sotto controllo. Situazione sotto controllo, si attende anche quello che sarà la pioggia da monte e quindi il monitoraggio anche del Bisato piuttosto che del Bacchiglione, insomma dei fiumi, di quello che arriverà. Sì, esatto, in questo momento quello che ci spaventa maggiormente, quello che ci ha colpito è la rete secondaria, quindi il monitoraggio riguarda per lo più appunto tutti gli scoli che partono appunto dai colli e raggiungono, come detto giustamente, il Bisato, quindi siamo concentrati molto su questo tema. C'è un tema più ampio che riguarda il rischio idraulico della rete principale in base a quello che sono le precipitazioni dalla montagna. In questo momento non ci sembrano destare particolari preoccupazioni. Chiaro, è tutta una catena, però quindi speriamo insomma che cessi e che tutto ritorni a una situazione di normalità. Ecco, quindi avete sentito maltempo in corso e così come il monitoraggio sui fiumi e sulle frane che ci sono state. Da Longare è tutto. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco, restate con noi.
Prima edizione dei nostri telegiornali, eccoci nuovamente in diretta. Saluto e ringrazio per essere con noi il nostro prossimo ospite. Benvenuto al senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Ecco senatore, sono diversi i temi che vorrei affrontare quest'oggi con lei, ma vorrei partire proprio con la giornata di oggi, perché oggi è passato un anno esatto dalla strage del bus di Mestre precipitato dal cavalcavia della Vempa, una ferita ancora aperta per il Veneto e per l'intera comunità mestrina. Le indagini sono ancora in corso, ma da tutti si sta levando insomma il grido di chiarezza, di accertare finalmente quelle che sono le responsabilità di questa strage che ha così profondamente scosso la nostra comunità. Sì, lei ha perfettamente ragione, penso anch'io che sia doveroso al più presto stabilire la verità rispetto a quanto è successo. C'è richiesta della magistratura in corso, io spero che in tempi rapidi possa giungere al termine per fare luce su questa vicenda che ha sconvolto Mestre e l'intero paese, che è stata un'autentica tragedia con la perdita di tante vite umane, una tragedia che non ci saremmo sicuramente aspettati e rispetto alla quale le istituzioni devono fare tutto ciò è di competenza per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. E senz'altro. Senatore Martella, quella di oggi è anche una giornata importante dal punto di vista politico per quanto riguarda il tema dell'autonomia. Tra poco a Roma inizierà l'incontro dei governatori di Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per la questione delle famose materie, delle 9 materie che fin da ora diciamo sono tutte potenzialmente trasferibili alle regioni come competenza. Quindi questo incontro con il ministro Calderoli dovrebbe definire almeno in parte una questione che sicuramente è molto sentita nel nostro territorio e nei confronti della quale è in corso la raccolta firme appunto per un referendum. Guardi, io voglio ribadire ancora una volta che per quanto riguarda il Partito Democratico, la comunità che rappresento, noi non siamo contro l'autonomia in senso generale, anzi siamo per un'autonomia davvero vicina ai cittadini in grado di dare delle risposte. Quello che non ci convince è il disegno di legge Calderoli che rischia invece di non soddisfare nemmeno le esigenze delle imprese del Veneto, anzi di aumentarne le difficoltà con una confusione normativa e con una differenziazione anche dal punto di vista legislativo. L'incontro di oggi vedremo che esiti darà. Io ho l'impressione che sia un incontro abbastanza di maniera per dire che si fa qualche passo in avanti, ma in realtà la maggioranza mi pare abbastanza incartata dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista delle risorse economiche che riguardano anche le materie non LEP, perché comunque incidono sull'assetto generale e per quanto riguarda i nodi politici non risolti all'interno delle forze politiche della stessa maggioranza che hanno visioni diverse, basta vedere le dichiarazioni di molti governatori di altre parti del paese. Pertanto è un fatto positivo se si entrerà nel merito. Credo però che la strada sia molto lunga, impervia per questa maggioranza e come lei ha ricordato c'è un referendum per il quale abbiamo raccolto delle firme che è sembrato l'unico modo non solo per impedire l'attuazione di questa legge, se i cittadini ovviamente decideranno di votare per la sua abrogazione, ma anche per riportare il Paese a discutere concretamente di un modello di autonomia diverso da quello di Calderoli e della Lega, che davvero finisce per scontentare tutti al nord e anche
Ecco, la Lega dice che questa legge sull'autonomia è un po' rappresenta lo spartiacque, diciamo, per il governo di centrodestra. Se dovesse passare il referendum, se quindi i cittadini decideranno per l'abrogazione di questa legge dell'autonomia, secondo lei che cosa accadrà nel governo Meloni? Ho detto che qualche tempo fa l'ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari ha detto che l'autonomia e il premierato sono una vera e propria bomba ad orologeria rispetto all'attuale governo. Mi pare un'immagine giusta. Se dovesse togliersi il referendum e essere abrogata la legge, per il governo di centrodestra sarebbe un colpo durissimo. E quindi credo che faranno di tutto per evitare che ci sia una evidente contrapposizione tra le forze politiche della maggioranza, perché quello che io penso è che Fratelli d'Italia o di Forza Italia voteranno diversamente rispetto alla Lega e si aggiungeranno ai molti, al nord come al sud, che ritengono questa autonomia sbagliata e pericolosa, e quindi questo passaggio è oggettivamente un passaggio molto difficile per il governo. Avete visto il premierato l'hanno messo un po' in soffitta, ma dell'autonomia se ne devono occupare, perché sono state raccolte 1.200.000 firme che sono state consegnate nei giorni scorsi alla Corte Costituzionale, alla Cassazione, e firme che non si possono eludere, rispetto alle quali non si può far finta di niente. Ecco, nel suo disegno di autonomia, no, all'inizio lei diceva che comunque siete d'accordo con l'autonomia, non con questa della legge Calderoli, ma con un'autonomia differenziata delle regioni. Qualora passasse il referendum, che proposta voi fareste di autonomia? Beh, innanzitutto noi abbiamo detto fin dall'inizio che bisognerebbe cambiare il titolo quinto della Costituzione ed evitare che alcune materie che sono di competenza nazionale potessero diventare oggetto di legislazione di competenza regionale. Mi riferisco alla scuola. La scuola è il veicolo dell'unità nazionale, non possiamo pensare di avere un paese con 20 scuole diverse. Mi riferisco all'energia, che deve avere una sua dimensione quantomeno di scala europea e non sicuramente di scala regionale, come le grandi reti di comunicazione, come lo stesso commercio estero di cui si discute in questi giorni. Sono materie che bisognerebbe pensare non possano diventare di competenza della regione, perché deve rimanere il nostro uno Stato unitario con delle politiche su queste materie che prevedano la coesione nazionale. In secondo luogo, noi abbiamo detto che per fare l'autonomia bisognava prima avere i LEP. Adesso si sta discutendo di questi LEP, però non c'è ancora una definizione né una loro risorsa finanziaria. Noi abbiamo individuato 7 materie più legate davvero alle esigenze della nostra regione, più legate al sostegno delle imprese nell'internazionalizzazione, legate alla rigenerazione urbana, legate al sostegno alle politiche per il lavoro, cioè delle funzioni che potessero essere utili alla regione per svolgere la propria funzione più vicina alle comunità locali e ai cittadini. Un'autonomia graduale che si poteva realizzare e che è un fine per migliorare i cittadini, non sicuramente un mezzo da utilizzare come propaganda politica. Ecco, ieri, senatore, lei ha presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia Nordio sulla situazione del carcere di Belluno, per sapere che cosa intenda fare dopo le 2 aggressioni che si sono verificate nelle ultime settimane. Sì, quello delle carceri è un tema costantemente alla nostra attenzione, perché i problemi sono 2 e sono problemi irrisolti da questo governo, dal ministro Nordio in modo particolare. Uno ha a che fare con il sovraffollamento delle carceri, il secondo tema ha a che fare con il troppo basso dimensionamento delle forze di polizia penitenziaria e quindi una mancanza di personale. Mi sono occupato nel corso dei mesi
precedenti del carcere di Treviso, anche del carcere minorile. Farò una visita nei prossimi giorni a quello di Venezia. A Belluno ho chiesto al Ministro cosa intende fare per risolvere questi problemi, perché come voi sapete ci sono stati nei giorni scorsi anche degli atti di violenza nei confronti della polizia penitenziaria, che naturalmente non possono essere tollerati, ma per risolverli ci vuole un intervento complessivo sulla situazione carceraria del nostro paese e ovviamente anche del carcere di Belluno. Ecco, un'ultima domanda, senatore Martella, relativo all'emergenza di queste ore, allerta arancione in tutto il Veneto, molti comuni stanno aprendo i COC per il maltempo che ha iniziato questa mattina a interessare la nostra regione, ma verso sera e poi anche per la giornata di domani sono previste ulteriori forti precipitazioni. È possibile che ad ogni pioggia la popolazione sia costretta a convivere con questo incubo? Si sta facendo davvero tutto il possibile? Che il clima sia cambiato è innegabile, ma in qualche maniera dovrà essere affrontata la questione. Sì, è proprio così. La crisi climatica è all'ordine del giorno, è entrata nelle nostre vite cambiando la nostra economia, la vivibilità delle nostre città, e ormai non si contano più le ore di apprensione che si vivono oppure gli eventi drammatici che si vivono, e gli stati di emergenza davvero non si contano più. I danni alle imprese, alle famiglie, alle abitazioni davvero non si contano più, e quindi non è possibile che ogni volta si tratta di affrontare l'allerta meteo con questa apprensione senza un adeguato livello di programmazione. E questo è il punto che riguarda il Veneto. Purtroppo il Veneto non è preparato ad affrontare episodi di questo genere, perché ci sono tanti interventi programmati che dovrebbero essere realizzati e completati. Mi riferisco ai bacini di laminazione, ne rimangono almeno 13 sui 23 previsti da realizzare. Mi riferisco a quelle opere necessarie per il bacino idrico, per affrontare episodi di questo genere, tenendo conto che il nostro è un territorio fortemente cementificato e in cui il suolo è stato molto consumato, e quindi bisognerebbe mettere all'ordine del giorno un nuovo patto per il governo del territorio che affronti seriamente, con programmazione, gli interventi che è necessario fare, perché la crisi climatica c'è e non può essere negata come alcuni fanno, ma deve essere affrontata con un nuovo governo del territorio dal punto di vista ambientale, innanzitutto anche pensando di dover costruire meno. Senatore, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie ad Andrea Martella, segretario del PD del Veneto, buona giornata e buon lavoro. Io ringrazio voi, buongiorno, a presto. Un saluto. Allora noi intanto continuiamo a parlare del maltempo, perché ci chiede nuovamente la linea dalla Castellana il nostro Christian Arboit, che vedo in compagnia di un ospite. A te Christian. Sì Marta, buongiorno di nuovo. Ti ho richiesto la linea con Nicoletta Rizzetto per dare voce agli alluvionati di Castelfranco Veneto. Con me c'è Alberto Bissacco, che rappresenta e portavoce del coordinamento alluvionati, che è nato in questi mesi dopo appunto le prime ondate di maltempo, dopo le prime inondazioni. Lo ricordo, la prima a metà maggio, la seconda a fine giugno, poi ce n'è stata un'altra la scorsa settimana, in mezzo tanti allarmi fortunatamente rientrati. Però Bissacco, vorrei che fosse lei a fare la cifra dei danni, perché ecco, possiamo dire di essere arrivati a quanto? Ma secondo noi 40 milioni, 50 milioni? Forse siamo su quella cifra, secondo me anche di più. Quindi 50 milioni di euro come minimo di danni al patrimonio privato a Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto, sì.
Sì, perché contandoci tra di noi abbiamo constatato che i danni sono quelli. Poi se facciamo la somma di tutti quelli che hanno subito i danni, verrà fuori sicuramente quella cifra. Ed è una cifra enorme. È una cifra enorme, a dir poco. È enorme. E c'è da dire che appunto la maggior parte degli alluvionati non era e non è assicurata. Purtroppo abbiamo tutti quanti l'assicurazione per l'auto, però per l'abitazione spesso non siamo assicurati. Nel mio caso l'assicurazione c'è, in tanti altri casi c'è. Sarebbe una bella cosa che l'obbligo di assicurazione di cui si parla in questi giorni fosse veramente attuato, ma non solo obbligo di assicurazione. Sarebbe bene che anche lo Stato possa far detrarre i costi dei premi non soltanto per il terremoto ma anche per eventi di questo genere, che purtroppo sono, per fortuna, non all'ordine del giorno, ma sono sempre più frequenti. Diciamo non sono più rari come una volta. Senta Bissacco, poi c'è il tema dei rimborsi, perché comunque la normativa prevede i rimborsi, c'è stato un primo via libera a inizio settembre per la prima ondata di maltempo, quella di maggio, però voi immagino chiediate un'accelerazione. Noi chiediamo un'accelerazione e la possibilità di avere un rimborso il più ristorante possibile. Un rimborso giusto sarebbe il totale del danno, questo è ovvio, è inutile che lo dica, però noi ci aspettiamo che effettivamente arrivino prima di quello che magari temiamo che possano arrivare e per un importo il più alto possibile. Ci sono casi limiti, gente che lamenta perdite per 300.000 euro, però sono casi limite o ce ne sono diversi? Beh, un caso di cui sono a conoscenza è un mio amico, tra l'altro, e ha avuto il piano interrato completamente allagato e tra l'altro l'acqua è entrata in casa sua con una violenza un po' preoccupante, perché ha rischiato non dico l'annegamento, ma quasi. E senza pensare che il quadro elettrico magari è in funzione e se non salta ci si può rimanere. Ecco, dicevamo 50 milioni di euro di danni, il danno medio? Ma il danno medio secondo me siamo sui 100.000-150.000 euro. Quindi parliamo di importi altissimi. Lei chiede come portavoce del comitato, del coordinamento, di accelerare i tempi di questo rimborso. Lunedì vi incontrerete, ce l'ha confermato poco fa il sindaco Marcon, per fare il punto della situazione. Resta il fatto che a ogni pioggia, a ogni allerta maltempo voi vivete male. Sì, è una questione ormai di ansia, soprattutto per le persone anziane, perché le persone anziane non hanno né il tempo né le forze di correre ai ripari, spostando sacchi di sabbia, mettendo sacchi di celofan o di nylon per arginare l'acqua che entra purtroppo anche dagli scarichi dei nostri sanitari e dalla fognatura, che non è una bella cosa, perché quando l'acqua riempie anche la rete fognaria entra dove ha spazio, quindi entra anche in casa. Si dice la colpa un po' di tutti, comune, genio, consorzio bonifica, ma a voi forse interessa poco? Ma interessa fin là, nel senso che una responsabilità grande come una casa è che si è sottovalutato per troppo tempo il cambiamento climatico e si è sottovalutato anche la conseguenza che ha portato tutta questa cementificazione indiscriminata, con la costruzione di strade, di nuovi edifici. Insomma, la rete idrogeologica locale è cambiata parecchio e forse, anzi certamente, non si sono adeguate le reti per smaltire le acque, sia quelle
della pioggia, sia quelle dei fiumi o dei torrenti, insomma. Allora Bissacco, grazie per questa fotografia molto puntuale, quindi aggiorniamo il conto, 50 milioni di euro, forse di più i danni del maltempo a Castelfranco Veneto tra l'estate e questa prima parte di autunno, sono davvero tanti. La Venale sotto controllo, i tecnici dell'ARPAV che prima abbiamo intervistato sono andati via, impegnati in altri fronti, noi con Nicoletta Rizzetto continuiamo a monitorare l'evoluzione di questa ennesima ondata di maltempo di colore arancione. A te la linea, Marta. Grazie Cristian, a te e a Nicoletta Rizzetto per questo collegamento. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, lo dicevamo poco fa, oggi è un anno, il primo anniversario della strage di Mestre con il bus precipitato dal cavalcavia, una ferita ancora aperta per il Veneto e l'intera comunità che giusto un anno fa ha vissuto con orrore quanto accaduto. Per gli aggiornamenti anche sulle indagini relative alla strage ci colleghiamo con Mestre, dove c'è la nostra Ilaria Marchiori con il tecnico Simone Merlo. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio in uno dei punti sotto il cavalcavia dal quale un anno fa precipitò l'autobus. Siamo insieme a Alvise Ferialdi dell'associazione Buongiorno Marghera e a Teodoro Marolo, presidente della municipalità di Marghera, che mi stava raccontando proprio poco fa, prima di collegarci qui in diretta, che lei quella sera era qui e che da quella sera lei non è più tornato. Oggi, mi corregga se dico una scorrettezza, ma è la prima volta che lei rimette piede qui sotto. Esatto, è proprio la prima volta che rimetto piede qui sotto, perché è un momento che mi ha traumatizzato e che spesso me lo rivedo ancora, anche perché essere qui in questo luogo dove ero qui con il sindaco e c'erano 21 persone stese con un lenzuolo sopra. È stata una serata drammatica. Io sono venuto subito qui dopo che ho sentito ciò che era accaduto, perché sembrava come essere in un film, non sembrava un qualcosa di reale in quel momento. Poi, una volta visto anche in faccia purtroppo le persone, perché rimani bloccato, fermo, ti rendevi conto di quello che era veramente accaduto. Infatti qui eravamo anche con il patriarca, con Moraglia, che era anche lui scosso della situazione, tutti noi eravamo increduli, come ricordo. C'era un po' un caos, perché c'erano le sirene delle ambulanze, i vigili del fuoco, c'era tutto un movimento di persone che non sapeva per lo più come muoversi, perché c'era così tanta gente. Questo è accaduto. E poi abbiamo avuto questa sensazione, questo momento di paura, diciamo, in questo momento, per dire ma quanti erano. Poi abbiamo visto che erano 21 persone che erano decedute, e poi purtroppo un'altra è deceduta poco dopo, qualche mese dopo, ad aprile. Esatto, infatti la 22esima vittima, lo ricordiamo, si spense proprio alcuni mesi dopo e poco tempo fa, e ricordiamo che purtroppo c'erano anche molti bambini che hanno perso la vita in quell'incidente. Marolo, l'amministrazione come ha deciso di commemorare le vittime? Sì, per ricordare questo momento importante per noi, per tutto il territorio, per tutta la comunità, perché possa essere un qualcosa che ci rimane, perché è importante ricordare questi momenti. Abbiamo messo dei fiori, un grosso ammasso di fiori dove è accaduto direttamente, dove è accaduto il pullman. E poi questa sera alle 17 avremo una messa con il patriarca alla chiesa, una chiesa Mestre, per cui è importante. Infatti stiamo cercando di invitare tutti per essere con noi e pregare per quelle persone che purtroppo ci hanno lasciato. Ricordiamo che a un anno di distanza le indagini non si sono ancora chiuse, quello che è certo è che l'autista
trevigiano Alberto Rizzotto, che perse la vita insieme ai passeggeri, non fu colto da malore, dunque la responsabilità non fu di un malore come si poteva pensare all'inizio. Ricordiamo anche che sono state effettivamente riscontrate, proprio come avevamo detto anche noi attraverso una testimonianza anonima nei nostri servizi, i problemi allo sterzo di quel mezzo, e poi ancora tutta la parte invece che riguarda il cavalcavia su cui ci sono stati numerosi sopralluoghi con il famoso mastino, l'ingegner Migliorino, e che adesso è stato messo in sicurezza. Mano a mano i lavori stanno andando avanti. Qui insieme a noi, dicevo prima, c'è anche Alvise Ferialdi dell'associazione Buongiorno Marghera, che qualche giorno dopo la strage di quella sera aveva organizzato questa marcia pacifica, silenziosa, proprio che arrivava fino a qui al cavalcavia per portare tantissimi fiori per questo anniversario, a un anno dalla strage. Voi avete deciso di organizzare un'altra cosa. Sì, dopo questa marcia in ricordo, che era un obbligo come cittadini, ci siamo sentiti dopo un anno di fare un'altra iniziativa. Questa sera alle 18 come associazione, poi estendiamo l'invito a tutti i cittadini, posizioneremo una stele con un codice QR. Il codice QR sarà collegato direttamente alla pagina di Buongiorno Marghera, ad un post in particolare con tutte le vittime e in 2 lingue, che riassume un po' quello che è successo e soprattutto la storia personale delle persone. Qual è il nostro obiettivo? È che una persona che si fermi qui davanti, magari fra qualche anno anche un parente, possa avere un abbraccio dalla parte della città, possa collegarsi alla pagina. Anzi, invitiamo chiunque veda questo servizio a collegarsi con la pagina e lasciare la propria testimonianza, perché è un abbraccio importante. Grazie Ferialdi, per non dimenticare, così come vuole anche fare l'amministrazione con le iniziative messe in campo e con la messa che sarà celebrata questo pomeriggio. Ringrazio. Prego. La chiesa di Sacro Cuore in via Leardi, giusto per avere un punto di riferimento. Questo è l'incontro alle ore 17. Alle ore 17 nella chiesa di Sacro Cuore in via Leardi a Mestre, e poi alle 18 il posizionamento della stele con l'associazione Buongiorno Marghera. Io ringrazio Teodoro Marolo, Alvise Ferialdi, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori per questo collegamento da Mestre. Restiamo a Mestre perché è accusato di tentato duplice omicidio volontario l'investitore di Via Piave, che a bordo del suo pick-up, brandendo un martello al culmine di una lite, ha ferito 2 persone, una delle quali in modo gravissimo. Suo marito adesso è tornato a casa questa notte? Però volevamo capire cosa è successo per via dell'investimento. Signora, io ho chiesto già gentilmente liberare subito la scala. Così la moglie ucraina dell'investitore 40enne italiano di Via Piave a Mestre, soltanto una manciata di ore prima del cambio di imputazione dell'accusa a carico del compagno, da lesioni trasformatesi nel reato di tentato duplice omicidio. Ieri l'hai visto il tuo amico tunisino che è stato dimesso? Sì, ieri sera, stanotte, insomma, l'ho visto. Ecco, cosa ti ha raccontato di quella serata? Ha detto bruttissimo, che comunque andava avanti e indietro con la macchina, e lui, c'ha mezzo viso, tu mi hai fatto. Nelle parole di Giselle, amica delle 2 vittime investite la notte del 30 settembre scorso, il racconto di quelle ore da incubo, gravissimo Manello, per tutti Nello, papà di 4 figlie piccole, 40 anni, napoletano, in fin di vita, sempre in rianimazione all'Angelo, dopo che il pick-up blu gli è passato addosso ben 3 volte, così dal racconto degli amici tossicodipendenti. Avevano litigato, aveva uno screzzo appunto col ragazzo tunisino, e quello era il destinatario del che. E dopo mi ha detto che appunto il tipo è sceso e gli ha dato una martellata in testa al napoletano, Nello, insomma. Stando alla ricostruzione anche delle indagini della Procura di Venezia, infatti l'investitore, dopo aver visto dalla telecamera piazzata nel pianerottolo i 2 uomini, pare mentre si stessero facendo una dose, fermi sotto la sua casa utilizzata come B&B, come conferma anche la moglie. Questo è avviso tedesco.
Sceso in strada, già colmo di rabbia, brandendo un martello, al culmine dell'ennesima lite avrebbe sferrato diverse martellate in faccia e in testa anche alla sua seconda vittima, il tunisino 45enne, che ha rimediato 23 punti di sutura con politraumi allo zigomo. La gente qui giustamente ci abita, deve dormire e noi magari siamo un po' alterati, ok, sbagliamo anche noi, però non da fare queste cose, non serve arrivare a questo punto. È una Mestre dove la perdita di controllo del territorio è oramai più che acclarata. Magari ti dicono andate via, cioè giustamente non è bello, non è un bel vedere, però allora che ci diano un posto, che così almeno noi possiamo stare lì e tranquillamente non diamo più fastidio a nessuno, perché anche a noi dà fastidio che comunque ci dicano su e tutto quanto e non è neanche bello per noi farsi vedere. Più di 100.000 iscritti nel canale YouTube di Antenna 3 per seguire servizi e notizie, è il nuovo record della nostra emittente, confermato ancora una volta il rapporto straordinario con voi telespettatori, oltre 3 milioni di visualizzazioni al mese. Oltre 100.000 iscritti a seguire i nostri servizi sulla rete. È il nuovo ennesimo record di Antenna 3 e stavolta riguarda il web. Il nostro canale YouTube infatti ha superato i 100.000 iscritti con oltre 3 milioni di visualizzazioni mensili e punte di 4 milioni di visualizzazioni ad agosto. Insomma, il rapporto straordinario tra la nostra emittente e voi telespettatori non viaggia soltanto attraverso gli schermi delle televisioni, dove già tanti primati sono stati infranti. L'informazione puntuale, seria e credibile di Antenna 3 trova un eccezionale riscontro anche online, dove vedere e rivedere i servizi e le notizie con le quali ogni giorno raccontiamo il territorio, sempre dalla vostra parte, sempre con le vostre voci. Un canale YouTube da oltre 100.000 iscritti e che, dalla sua nascita, ha registrato un altro dato impressionante. Più di 142 milioni di visualizzazioni con 2 milioni e mezzo di ore di visualizzazione e oltre 125.000 video pubblicati. Essere sempre aggiornati in tempo reale e in qualsiasi luogo su ciò che accade intorno a voi. È questa la mission di Antenna 3 da sempre, tanto più con lo strumento immediato della rete. Un click per sapere tutto del territorio che vi circonda. Andiamo ora a Conegliano perché mi dicono dalla regia si è collegato il nostro Lucio Zanato per seguire la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa degli alpini che stanno lavorando per il raduno del gruppo degli artiglieri appunto proprio a Conegliano. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Appena finita la conferenza stampa di presentazione del 13° raduno del gruppo Conegliano, ovviamente a Conegliano. Sono con il presidente della sezione alpini Conegliano, Francesco Botteo, ma sono anche con Alessandro Cenedese, che invece è, diciamo così, l'anima organizzativa di questo raduno del gruppo di artiglieria. Va detto che è un gruppo di artiglieria particolare perché è ancora in armi. Ma cominciamo con il presidente della sezione. Intanto, Presidente, per voi un momento importante anche guardando al 2025. Sì, senz'altro per noi è un momento importante questo 13° raduno, guardando al futuro l'anno prossimo 2025 che con l'evento del centenario della sezione del raduno Triveneto. Va detto Marta che in questo raduno, tanto per darvi un assaggio, le palestre sono già state quasi praticamente requisite, nel senso che sono già state prenotate per il prossimo anno. Gli alberghi sono già stati quasi tutti prenotati, insomma per gli alpini che ci stanno seguendo attenzione perché qui si sono già accaparrati i posti e quindi vuol dire che ci sarà veramente tantissima presenza. Ma torniamo invece all'ultimo fine settimana di ottobre perché il raduno del gruppo Conegliano sarà proprio l'ultima domenica di ottobre. Allora Alessandro Cenedese, cosa succederà? Allora inizieremo venerdì 25 al Teatro Toniolo, che ci sarà un incontro con Toni Capuozzo che presenterà il suo libro Cos'è la guerra venerdì sera.
per poi sabato mattina, ce l'ha chiesto proprio lui personalmente, che aveva piacere di fare un incontro con i ragazzi delle scuole superiori per parlare di questo libro. Abbiamo chiesto agli istituti, sono stati ben contenti di partecipare a questo incontro, pertanto sabato mattina abbiamo un incontro con i ragazzi delle superiori, sempre a Toniolo. Ecco, è aperto anche ad altri ragazzi oppure è chiuso al Teatro Toniolo, cioè numero chiuso? No, chi vuole partecipare può partecipare. Toniolo ha una bella capacità, pertanto... E voi ci tenete molto a questa cosa? E noi ci teniamo in particolar modo, perché insomma è una cosa culturale, una cosa insomma che per noi ci fa molto piacere. E spiega ai giovani che cos'è la guerra, visto da uno che la guerra l'ha vista con i propri occhi come reporter. Poi invece abbiamo il sabato sera e soprattutto la domenica. Anzi, abbiamo il sabato pomeriggio che andremo a Casa Fenzi per fare un piccolo concerto ai nostri anziani che sono ricoverati lì a Casa Fenzi, pomeriggio, per poi alle 5 venire in Viale Carducci, che sarà la sfilata fino in Piazza Cima, un piccolo carosello in Piazza Cima, per poi arrivare alla sera alle 17 per la messa. La messa che anche quest'anno sarà dedicata a ricordo dei ragazzi, i 4 artiglieri che sono morti nel terremoto del 76 alla caserma Goi, a Gemona, e sarà a ricordo proprio di loro, perché erano del gruppo Conegliano, ero tra l'altro con me, eravamo lì assieme insomma alla caserma Goi. E poi invece domenica mattina lo sfilamento. Quante persone pensate parteciperanno a questo raduno? Ma noi speriamo che siano in tanti, penso 500 persone che ci siano sicuramente, speriamo anche di più, perché visto che è sul contesto aspettando il centenario, stiamo lavorando su quel contesto lì e speriamo che questa è un po' la palestra del raduno che invece ci sarà nel 2025. Torno al 2025 perché oggi, Marta, tra le altre cose, hanno un po' annunciato quello che faranno gli alpini, perché tu sai che ogni volta che c'è un raduno, una dunata, comunque gli alpini lasciano qualcosa, cioè lasciano sempre meglio di quanto trovano. E allora a Conegliano che idea avete? L'idea è alla base della nostra scadinata degli alpini, che è qui in centro a Conegliano, di fare un'opera marmorea con i 2 pennoni nuovi che fanno da contorno a questa opera marmorea e dedicarla alla città nell'ambito del centenario della nostra sezione. Sì, perché tra l'altro ricorderete che quest'estate con un fortunale, oltre ad essere venuto giù uno dei cedri, si è portato giù anche i pennoni, quindi lì è tutto da ricostruire. Insomma, tante cose per quanto riguarda Conegliano, il gruppo Conegliano, ma gli alpini soprattutto, e non ci resta che attendere il prossimo, diciamo l'ultima domenica di ottobre, e poi naturalmente 2025, perché la Triveneta si pronuncerà davvero molto importante, molto entusiasmante, e possiamo dire che noi la seguiremo come sempre, come seguiamo sempre gli alpini in diretta qui su Antenna 3. A te Marta. Grazie a Lucio Zanato. Noi ora ci spostiamo nel Bellunese per lo sdegno dopo la scritta Tourist Go Home apparsa su un grande masso di dolomia nel quale tra l'altro erano state scoperte delle impronte di dinosauro sul versante meridionale delle 3 Cime di Lavaredo. Vediamo. Preferisco non commentare, ma il sasso dove c'è anche l'impronta fossile, imbrattato così, e non è una sana montagna. Mi spiace. Amaro sta cosa. Proprio alle 3 Cime un risveglio non bello. Ha fatto scalpore questo breve video pubblicato sui social da Moreno Pesce, alpinista e atleta paralimpico di origine veneziana. Trattasi di uno scempio quello che è stato rinvenuto in zona 3 Cime di Lavaredo, perché per quanto riguarda la nostra comunità ben vengano i turisti, ben vengano gli amanti della montagna, chi fa le escursioni e quant'altro. Credo che mi auguro che sia un gesto isolato questo, e presumo che non sia stato fatto soprattutto da parte di membri della nostra comunità che vive di turismo, accoglie a braccia aperte i turisti tutto l'anno. Le fa più male la scritta o il luogo dove l'hanno fatta?
Fanno male entrambi, perché già andare in montagna con dei pennarelli vuol dire che parti con dei presupposti sbagliati. Poi in particolare il sasso, dove la roccia dove è stata posta questo scempio, è un sasso che riporta le impronte del dinosauro, che dal punto di vista archeologico hanno la loro rilevanza, la loro importanza, tant'è che i calchi di quelle impronte, dai calchi delle impronte del dinosauro è stato ricostruito ed è esposto presso il nostro museo Cortemeto in Auronzo il sagoma del dinosauro. Oggi poi è arrivato anche il commento di Luca Zaia, per il presidente della regione il primo che dovrebbe rimanere a casa e l'autore di un simile gesto se confonde la libertà di pensiero con quella di vivere la montagna, sfregiando le cime più belle del mondo. Ognuno è libero di esprimere le sue idee, ma ci sono i modi e i canali corretti per farlo. Deturpare un tesoro comune riconosciuto patrimonio dell'umanità certamente non lo è, ed è anche un pessimo esempio. Non è stata deturpata soltanto la roccia, ma addirittura una testimonianza preistorica, ha aggiunto Zaia. Ci troviamo di fronte a un atto assolutamente censurabile. Conto che il protagonista si renda conto di cosa ha fatto e se ne ravveda. Ringrazio gli sportivi che hanno scoperto e segnalato questo graffito, che spero possa essere cancellato. A Bassano del Grappa, ora questa mattina la Fiera Franca è d'autunno con l'esposizione del bestiame e il concorso del bue grasso. Vediamo con Ferdinando Garavello. Piove sulla Fiera Franca di Bassano del Grappa, ma l'acqua non spegne la voglia di tradizione, non spegne nemmeno la voglia di continuare a portare avanti queste situazioni, quello che vediamo alle nostre spalle, il mercato del bestiame. L'agricoltura sta vivendo tempi difficili anche per i cambiamenti climatici, ma se ne parlerà sicuramente in futuro. Oggi parliamo col sindaco Nicola Finco, che è alla sua prima del bue grasso. Sì, prima fiera sotto l'acqua, però vedo che gli allevatori non demordono, anche oggi comunque hanno portato i loro capi, quindi è una tradizione che nonostante i tempi che stiamo vivendo, nonostante anche il maltempo, insomma continua ad andare avanti e questo è positivo. Però dobbiamo insomma anche ripensarla, forse questa Fiera Franca, e insomma ci stiamo già mettendo a lavoro per il prossimo anno magari di organizzare un qualcosa di innovativo. Comunque il mio primo ringraziamento va agli allevatori, perché insomma non hanno voluto mancare nonostante le mille difficoltà anche della giornata stessa, quindi grazie veramente per quello che hanno fatto oggi. Quindi possiamo confermare che nel cuore di Bassano, nonostante le difficoltà contingenti per l'agricoltura, per il Veneto di oggi ci sarà sempre spazio per queste tradizioni. Ma certamente finché ci saranno gli allevatori ci sarà la Fiera Franca e noi continueremo a portare avanti questa antica tradizione, anche perché vediamo, a parte insomma, la giornata di oggi, è anche la fiera proprio molto partecipata da parte dei bassanesi, no? Dai ragazzi fino a coloro che hanno magari qualche anno in più. Quindi è un qualcosa che ci sentiamo di portare avanti, però anche con magari con una spinta sull'innovazione, magari portando anche le realtà locali che abbiamo a Bassano, visto che abbiamo diverse aziende agricole, e perché no, abbiamo anche l'Istituto Parolini, e quindi per il prossimo anno insomma abbiamo già qualche idea in cantiere. Aspettando quello che sarà, noi siamo sotto la pioggia e speriamo, tutti sperano qui a Bassano, che il tempo cambi, perché questi 4 giorni di festa che finiranno poi nel fine settimana sono un momento davvero importante per la città. Sindaco, grazie mille. Grazie a voi, comunque per il fine settimana siamo ottimisti, perché insomma le previsioni mettono bene, quindi speriamo. Siamo in chiusura di questa edizione, di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo un aggiornamento di cronaca che ci arriva da Verona, dove è stato arrestato dai carabinieri un ventenne di origini campane a San Martino Buonalbergo per truffa aggravata ai danni di una donna di 89 anni che è stata raggirata con la classica telefonata del finto arresto. Questa volta la richiesta era di 14.000 euro per estinguere un presunto grosso debito. Per fortuna una vicina di casa dell'anziana si è accorta di quanto stava accadendo alla donna, ha chiamato i carabinieri, che hanno quindi arrestato il giovane in flagranza di reato. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo subito dopo la sigla l'appuntamento con il nostro meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.